Rivolge un appello alla magistratura alla famiglia di Cimadolmo che si è vista incendiare l'abitazione la notte tra sabato e domenica scorsi. Il piromane non è sottoposto a nessuna misura, il timore è che tenti ancora di far loro del male. Auto contro moto, schianto nel tardo pomeriggio a Refrontolo, ad avere la peggio la coppia in sella alle due ruote, entrambi centauri gravi in ospedale. Paura in piazza del Foro Romano a Oderzo, dove questa mattina una ragazza di 15 anni è caduta da una balaustra che delimita l'area archeologica facendo un volo di 3 metri. Omicidio di Udine dopo l'autopsia, il nulla osta per l'addio al 56enne giapponese ucciso dalla banda di giovani trevigiani. Il commiato allo sfortunato imprenditore probabilmente mercoledì. Hanno compiuto nel corso dei mesi almeno 6 razzie da quasi 200.000 euro in aziende friulane. I carabinieri individuano e bloccano 2 albanesi e un romeno residenti nella Marca. Giornata di disagi per i cittadini di Treviso rimasti in più zone, dal centro ai quartieri, senza elettricità per un sovraccarico dovuto molto probabilmente all'accensione di troppi condizionatori. A Treviso ultimo saluto laico allo storico partigiano Ettore Bragaggia durante la cerimonia l'impegno della consigliera PD Tocchetto per esaudire il suo ultimo desiderio, revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini. La funzione di Google Traduttore da oggi inserisce 110 nuove lingue e dialetti, c'è anche il veneto, sorrisi, curiosità e perplessità tra i giovani e i meno giovani. Buonasera, eccoci in diretta, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora a Cimadolmo, dove rivolge un vero e proprio appello alla magistratura, alla famiglia che si è vista incendiare l'abitazione, lo ricorderete, nella notte di una settimana fa. Di fatto il presunto responsabile non è tuttora sottoposto ad alcuna misura cautelare, il timore è che tenti ancora di far loro del male. Quello che non è successo domenica non vorrei che succedesse in un'altra giornata. Questa è la mia preoccupazione. È trascorsa una settimana dal drammatico incendio che ha distrutto le 2 auto ricoverate sotto questa tettoia in via Roma a Cimadolmo, per poi propagarsi a una porzione di abitazione di proprietà della famiglia dell'imprenditore Cadamuro. E sebbene il presunto responsabile del rogo doloso, un socio in affari 81enne di Cadamuro, sia stato individuato e denunciato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, nei suoi confronti non è stata adottata alcuna misura. In casa quella notte c'erano la figlia dell'imprenditore Giorgia con il marito e i 2 bambini che dormivano nella stanza al primo piano lambita dal fuoco e che adesso temono di essere nuovamente presi di mira. Purtroppo la persona frequenta il paese come nulla fosse successo e quindi ci è capitato a tutti noi di incrociarlo per strada, di vederlo al bar, leggersi il giornale, di conseguenza noi temiamo per la nostra incolumità, ma in realtà anche per gli abitanti del paese, perché il soggetto ha comunque dei figli grandi, maggiorenni da un bel po', e non vediamo nessun tipo di controllo. Il soggetto è indagato per violazione di domicilio e incendio doloso, appiccato alle 2 del mattino ben sapendo che in casa c'era qualcuno e prendendosi tutto il tempo necessario, come dimostrano le registrazioni delle telecamere. 15 minuti e sono terminate a fuoco già avviato, e soprattutto ci sono anche immagini dove a distanza l'indagato controlla che effettivamente il fuoco continui. Giorgia, il marito Stefano e i ragazzi sono dovuti uscire di casa precipitosamente. Colti nel sonno sono scampati al rogo per miracolo. Un accanimento inspiegabile, dice la donna che si sta occupando della liquidazione della società. Anche se c'era comunque una divergenza per quanto riguarda la gestione personale del proprio denaro, quando hai il 50% ognuno fa quello che vuole. Quindi nessun torto palese subito? No, anzi. È un appello alla giustizia quello che la famiglia rivolge. Speriamo che arrivi una misura cautelare, perché non è possibile, non è concepibile, e faccio anche fatica a spiegare a dei bambini che in Italia sappiamo già che una persona di una certa età non va in carcere. Come tornare alla normalità sentendosi nel mirino? Qui, da quella drammatica notte, ogni minimo rumore fa sussultare. Io ho una settimana che non dormo di notte. I bambini fanno fatica, comunque sono nel lettone, ti dormono appiccicato, e io adesso devo spiegargli che qualsiasi cosa devono fare, dobbiamo esserci noi, devono comunque essere sempre in presenza di un adulto, dentro casa, fuori casa. Perché avete paura? Certo.
Questa dunque è la testimonianza che abbiamo raccolto. Andiamo avanti con la cronaca e col drammatico schianto che si è verificato poco dopo le 17 di oggi in via Crevada a Refrontolo, dove un'auto per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si è scontrata con una moto. La coppia in sella alle due ruote ha avuto la peggio nell'impatto. L'uomo è ricoverato a Conegliano in serie condizioni. Più gravi ancora le condizioni della compagna, che è stata trasportata con l'elisoccorso al Cafoncello di Treviso. E si sono vissuti momenti di paura in piazza del Foro Romano, invece a Oderzo stamattina, dove una ragazza di 15 anni è caduta da una delle balaustre, le vedete, che delimita l'area archeologica, facendo un volo di 3 metri. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. La giovanissima è stata presa in carico dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in ospedale con traumi seri. Non risulterebbe tuttavia in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato le indagini di rito, escludendo una caduta causata da terze persone. Arrivano le prime notizie da confermare tuttavia su quella che sarà la data scelta per l'ultimo saluto a Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese, lo sapete, ucciso con un pugno al volto a Udine. Tantissimi vorranno certamente partecipare all'addio al 56enne. L'autopsia ha dunque chiarito le cause della morte di Shinpei Tominaga, deceduto per gravi fratture craniche a seguito della caduta dopo il pugno di Samuele Battistella. Adesso la famiglia Tominaga ha ricevuto il nulla osta per poter disporre della salma di Shinpei e sta decidendo il da farsi per dare l'ultimo saluto qui in Italia, dove tanti erano gli amici e conoscenti che vorranno esserci. Tutto in attesa dei crismi dell'ufficialità, ma potrebbe essere mercoledì 3 luglio il momento del ritrovo per un ultimo saluto a Shinpei Tominaga, non nelle classiche onoranze funebri, visto che non era cattolico, un commiato che dovrebbe avvenire in una sala dedicata a Pradamano, dove ci si potrà riunire per un ricordo e un saluto in una celebrazione laica, dopo la quale le ceneri di Shinpei saranno consegnate alla moglie Chinatsu e al figlio Kanta per il definitivo rientro in Giappone, dopo l'assurdo episodio che li ha privati rispettivamente del marito e del papà e che ha gettato la città di Udine in un clima di sconforto e tristezza dal quale non sarà semplice riprendersi per una morte assolutamente evitabile e che per questo ancor di più lascia una grande sensazione di vuoto. E sicuramente saranno in tantissimi che vorranno esserci per l'ultimo saluto a Shinpei Tominaga prima del suo rientro verso il sollevante. E proprio tra Udine e Pordenone agiva una banda dedita ai furti nelle aziende. In Friuli sono state arrestate 3 persone che provenivano proprio dalla Marca. I carabinieri della stazione di Polcenigo e dall'aliquota operativa della compagnia di Sacile, nell'ambito dell'operazione Nettuno, hanno eseguito 3 misure cautelari in carcere messe dal GIP di Pordenone nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di svariati furti aggravati in ditte della provincia di Udine e Pordenone. L'indagine è stata avviata a seguito del furto messo a segno nella notte tra il 10 e 11 aprile scorsi in una ditta di Polcenigo, dove sono stati asportati circa 5.000 contatori d'acqua in ottone del peso di 5.000 kg del valore complessivo di 50.000 euro. A distanza di alcuni mesi sono stati identificati gli autori. Si tratta di un albanese, 54 anni, di un suo connazionale di 44 e di un romeno di 48 anni, tutti residenti o dimoranti nella provincia di Treviso. Secondo l'accusa, la banda nel mese di maggio ha messo a segno numerosi altri furti a San Giorgio di Nogaro e Castions di Strada. In circa 2 mesi di indagine sono stati ricostruiti 6 furti, con refurtiva per circa 200.000 euro e ingenti danni alle strutture. Torniamo nel capoluogo con blackout e sbalzi di corrente. È stata una mattinata di disagi per i cittadini di Treviso rimasti senza elettricità, probabilmente per il sovraccarico elettrico dovuto all'accensione contemporanea di troppi condizionatori, visto il gran caldo di oggi. Decine le segnalazioni ai vigili del fuoco chiamati per ascensori bloccati, allarmi antincendio entrati in funzione, da Fiera al centro storico, passando per Monigo, dall'Annualese fino a Paese. Vigili del fuoco intervenuti per 3 ascensori bloccati in 3 diverse palazzine della città, guai risolti in realtà prima che gli uomini del comando di Treviso arrivassero sul posto. Disagi maggiori in centro, dove l'assenza di elettricità ha messo fuori uso anche i POS. Molti residenti sono rimasti per ore senza la possibilità di uscire di casa a causa dei cancelli bloccati, con Enel che stava prendendo la corrente per tentare di individuare l'esatta origine del guasto. Dopo l'ora di pranzo la situazione è via via tornata alla normalità.
E ora andiamo alle esequie di padre Luigi Bassetto, tanti fedeli che hanno partecipato a Santa Maria Maggiore all'ultimo saluto del religioso, con la procura di Belluno, lo sapete, che continua a indagare sulla sua morte. Un migliaio di persone ha salutato per l'ultima volta nella chiesa di Santa Maria Maggiore Luigi Bassetto, il padre somasco morto all'età di 80 anni nell'ospedale di Feltre. Una tragica fine avvolta ancora nel mistero. La procura di Belluno ha infatti aperto sul decesso un fascicolo per omicidio colposo, indagando un infermiere con l'accusa di aver somministrato al sacerdote una dose eccessiva di morfina. Ma questo è stato il momento del dolore, non delle accuse. A officiare la messa il padre generale José Antonio Nieto Sepúlveda. Ringraziamo il padre Luigi del suo esempio, della sua vita, della sua generosità. E per questo, fratelli e sorelle, noi chiediamo, ma anche ringraziamo di tutto il bene che lui ha fatto. A ricordarlo anche padre Ottavio Bolis, rettore di Santa Maria Maggiore. Cosa ci lascia in eredità padre Luigi? Certo, la sua testimonianza di fede. Ci lascia, credo, in eredità l'incoraggiamento a non fermarci dinanzi alle prove, dinanzi alle difficoltà. In un composto dolore presenti anche i fratelli di padre Luigi. Padre Bassetto era originario di Roncade, è stato parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso dal 2000 per 10 anni. Dopo 50 anni di sacerdozio ha trascorso gli ultimi tempi al castello di Quero, in provincia di Belluno, dove era amorevolmente accudito. La salma di padre Bassetto è stata portata a Somasca, dove il sacerdote sarà tumulato nel cimitero somasco di Valletta. E addio anche a Franco Franchi Gasparin, conosciuto per l'attività di famiglia all'osteria Al Baston di Merlengo di Ponzano Veneto, ma soprattutto per aver organizzato tra il 2000 e il 2007 una manifestazione subito amata dai trevigiani, non solo, visto che un pubblico numerosissimo arrivava anche da fuori provincia e regione, l'Elvis Day. Gasparin si è spento a soli 55 anni, aveva fatto della sua passione per il re Elvis Presley la spinta per portare anche a Treviso, nei lunghi cortei di auto d'epoca o sulle mura, lo spirito e l'atmosfera dell'America anni 50 e del suo artista simbolo. Ero appena tornato da un viaggio a Memphis nel 99 e volevo riportare quel clima a Treviso, amava raccontare, lascia parenti e amici e il figlio chiamato non a caso proprio Elvis. Andiamo alla politica adesso e al tema dell'autonomia che tiene banco naturalmente in questi giorni. Una commissione per verificare l'andamento della legge sull'autonomia e correggerne eventuali storture. Da Venezia, dove ha presenziato all'iniziativa della Coldiretti, il vice premier Antonio Tajani annuncia la formazione di un organo di controllo della riforma e rilancia la candidatura di Flavio Tosi a presidente di regione. In Consiglio nazionale del giorno 8 presenterò questa proposta per dar vita ad un gruppo di lavoro per verificare mese per mese come procede l'applicazione dell'autonomia a partire dai LEP, quindi se ci sono delle storture noi faremo in modo che le storture vengano eliminate.
Nel giorno in cui, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'autonomia diventa legge dello Stato, il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sbarca a Venezia ribadendo la volontà di formare un osservatorio nazionale per evitare eventuali storture nell'attuazione della riforma. Leader di Forza Italia, Tajani deve fronteggiare sul tema più di un malumore all'interno del suo partito. Senza la definizione dei LEP e i soldi per finanziarli e la linea, non potranno partire i negoziati tra Stato e Regioni. Da oggi c'è anche il ministro Tajani che ha lanciato il progetto di un osservatorio sull'autonomia. Hai avuto modo di chiedergli di che cosa si tratta? No, ma penso che tutto sia utile purché si parli di autonomia, e peraltro la legge prevede oltretutto anche i tagliandi, nel senso che l'autonomia la deve avere chi la chiede e poi la deve mantenere chi se la merita. Zaia lascia il convegno della Coldiretti all'Arsenale di Venezia prima dell'arrivo di Tajani. Eventuali chiarimenti sono rimandati ad altra sede. Lei sostanzialmente è il prossimo assessore al lavoro qui della regione. No, assolutamente. Sarà il presidente Zaia insieme al partito di Fratelli d'Italia, quindi Giorgia Meloni in primis e il coordinatore Luca De Carlo, che decideranno chi sarà il prossimo assessore in quota Fratelli d'Italia. E comunque nel caso è pronto. Come tutti gli uomini di Fratelli d'Italia noi siamo sempre pronti. Luca Spavanetto di Jesolo è subentrato in Consiglio regionale al mestrino Raffaele Speranzon dopo la sua elezione in Parlamento e oggi è tra gli esponenti più quotati di Fratelli d'Italia a sostituire Elena Donazzanna all'assessorato al lavoro. Ma il centrodestra veneto in realtà sta già guardando al dopo Zaia, al candidato presidente per le prossime regionali. Ogni forza politica metterà sul tavolo delle discussioni i nomi che ritiene vincenti e poi si troverà un accordo possibile. Noi i nomi li faremo, non è che nascondo quello che ho detto. Uno dei nomi sarà Flavio Tosi. Il messaggio di Tajani agli alleati appare chiaro. Mentre Lega e Fratelli d'Italia polemizzano, Forza Italia è al momento l'unico partito del centrodestra ad avere un candidato certo e spendibile per la presidenza della regione. Non è una corsa a vincere il candidato. Poi vincere il candidato e perdere le elezioni non mi pare una grande speculazione. È meglio magari rinunciare al candidato e vincere le elezioni. Lavoro nero e caporalato, lo studio della CGA di Mestre fotografa il Veneto come una regione in cui il fenomeno resta contenuto ma non per questo inesistente. Nell'ordine dei miliardi il volume d'affari che muove in un anno, settore maggiormente interessato quello dei servizi alla persona. 4 miliardi e 600 milioni di euro. A tanto ammonta il volume d'affari del lavoro irregolare in Veneto in un anno. Fenomeno quello del lavoro nero che coinvolge nella nostra regione circa 200.000 persone, ovvero il 6,5% del totale nazionale. Il report della CGA di Mestre mostra come la quota sia pari al 3% del valore aggiunto dell'economia in regione. Solo la Lombardia ha un'incidenza inferiore. Questo, riferiscono dal centro studi, significa che il peso del lavoro nero in Veneto è contenuto, ma non per questo bisogna sottovalutare il problema. Gli occupati irregolari vanno monitorati attentamente perché in alcuni settori sono controllati dalle organizzazioni criminali, siano esse italiane o straniere, che stanno diffondendo i loro interessi nell'economia reale. I settori maggiormente colpiti restano quelli dell'agricoltura, delle costruzioni, il settore ricettivo e dei servizi alla persona. In Veneto sarebbero proprio colf e badanti le persone maggiormente coinvolte nel lavoro nero, così anche in tutto il centro-nord. A livello italiano invece i dati del centro studi indicano come il volume d'affari annuo sia riconducibile a circa 68 miliardi di euro. Un terzo del nero è ascrivibile alle regioni del sud e riguarda poco meno di 3 milioni di persone. Con meno lavoro nero possiamo comunque aumentare i salari, contrastare più efficacemente lo sfruttamento, il caporalato e gli infortuni nei luoghi di lavoro, migliorando le condizioni di vita e restituendo la dignità a tantissime persone. Una panchina come monito per tutte le morti sul lavoro, l'inaugurazione a Conegliano al Parco Benedetti Michelangeli, presente anche l'associazione in memoria di Mattia Battistetti, il 23enne morto nel 2021 mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile a Montebelluna. Un momento di grande emozione, fa sapere la famiglia Battistetti. È bello vedere che ci sono amministrazioni che hanno a cuore il tema, presente anche il sindaco, eccolo qui, Fabio Chies, che ha parlato delle morti sul lavoro come una piaga sociale, tema che purtroppo è di grande attualità. A intervenire anche la mamma di Mattia, Monica. L'augurio che facciamo, ha detto, è che la morte di Mattia non sia stata vana. Noi continueremo ad andare avanti finché non sarà fatta giustizia.
Allora noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo con altre notizie. Ben ritrovati, ritorniamo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo all'ultimo saluto laico che si è tenuto oggi nella sala del commiato di Santabona a Ettore Bragaggia, partigiano, emigrante, fotografo ed esponente politico di Treviso. Nel corso della cerimonia anche l'impegno della consigliera del Partito Democratico Antonella Tocchetto affinché venga esaudito il suo ultimo desiderio. Antonella Tocchetto, cosa direbbe Ettore Bragaggia sul caso Mussolini a Treviso? Zena, vera vergogna. E ti non te ga da star zitta, ma te ga da riproporla un'altra volta. Perché togliere la cittadinanza onoraria di Treviso al Duce è stato di fatto l'ultimo desiderio espresso da Ettore Bragaggia. E oggi, all'ultimo saluto al partigiano, ma anche all'emigrante, così come al fotografo e al repubblicano Tete, come lo chiamavano confidenzialmente tutti gli amici di Piazza dei Signori, proprio il consigliere Tocchetto ha raccontato come Ettore l'avesse considerata la sua ultima battaglia civica. Santo c'è che nel 1924 è stata data la cittadinanza onoraria a Mussolini e Treviso ce l'ha ancora. Bisogna che Tite faccia qualcosa, e allora io feci questa mozione che poi in questi giorni purtroppo è stata pure bocciata dall'amministrazione, però insomma almeno ho portato avanti una sua posizione, una sua idea. Bragaggia, uno dei protagonisti della seconda metà del Novecento trevigiano, è stato ribadito dai tanti che si sono avvicendati al microfono per un ricordo. Dai responsabili dell'archivio fotostorico della provincia, a cui Ettore ha donato tutti i suoi archivi, all'Istresco, con cui collaborava perché la memoria non cancelli la storia. Ed è per questo che a breve gli saranno dedicati una mostra ed un convegno, ma anche una borsa di studio per le giovani generazioni. Possa anche, come dire, approfondire quel periodo molto difficile che ha visto gente come Ettore essere protagonisti senza avere i clamori dei titoli dei giornali, ma essere protagonisti e portare tutti noi ad essere e a vivere in un paese democratico, avere delle libere elezioni. Ma il momento più toccante è arrivato quando il figlio Luciano, indossando il borsello e il portatelefono di papà, ha ricordato a tutti le mitiche caramelle, che con la macchina fotografica rimarranno i segni distintivi del repubblicano di Treviso. Abbiamo messo le caramelle perché ognuno di voi possa prenderne una o quante ne vuole, perché il ricordo di mio papà sia sempre vivo. Ecco, con le sue caramelle, prendete pure e lui vivrà con voi. Questo dunque il saluto a Ettore Bragaggia. Noi andiamo avanti. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia è già arrivato al sacrario di Nervesa della Battaglia, come vediamo, eccolo qua nelle immagini. Il principe ha fatto visita in mattinata al sacrario, dove domani verrà inaugurato un monumento al milite ignoto. L'iniziativa organizzata dalla delegazione di Treviso dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, ma non sono mancate nelle scorse ore le polemiche. In paese e nel territorio del Montello, infatti, sta crescendo l'indignazione e le opposizioni chiedono la revoca del patrocinio del comune di Nervesa della Battaglia a questo evento. Torniamo nel capoluogo perché nel pomeriggio c'è stato il colorato, rumoroso corteo da Via Roma a Piazza Borsa del Pride. In prima fila quelle che sono le rivendicazioni delle famiglie arcobaleno che non si vedono riconosciuti i diritti dei figli. Abbiamo bisogno nel 2024 di diritti. I nostri figli non vengono riconosciuti. È l'unico paese europeo che tratta i nostri figli senza diritti costituzionali. Cosa facciamo? Dov'è la democrazia? Dov'è la libertà? La battaglia che in questo momento è quella da portare più avanti è quella di Famiglia Arcobaleno per appunto la questione del riconoscimento dei figli, perché appunto non è poi un diritto solo del genitore ma anche il figlio che poi viene riconosciuto. Non ci eravamo fatte delle aspettative sulle persone, sicuramente il fatto che fa caldissimo avrà influito sulle presenze,
però comunque siamo soddisfatte di essere riuscite a riportare il Pride a Treviso. Siamo ancora qui a far sentire la nostra voce in un territorio come quello del Veneto, in cui sappiamo che politiche omo-bi-transfobiche, razziste, maschiliste e fasciste della destra regnano ancora sovrane. E a questo noi vogliamo rispondere con un fervoroso no, basta! È una giornata di festa, ma anche di lotta e di rivolta, e nella quale pretendiamo i nostri diritti. Anche la ragazza di Salvo sanno suonare con passione, qui c'è la grinta, ogni concerto è un successo. Queste le immagini dal Pride. Invece a Palazzo Rinaldi questa mattina è stato il sindaco Mario Conte a unire in matrimonio uno dei suoi assessori, già vice sindaco, eccolo qua, nel precedente mandato. Andrea De Checchi, avvocato, ha sposato la sua compagna Paola De Biasi alla presenza del figlio della coppia Giacomo. Un sì che gli sposi hanno pronunciato tra i pochi familiari e amici intimi, a cui non hanno voluto mancare naturalmente i compagni di giunta e di amministrazione dello stesso Andrea De Checchi, che sappiamo politico, amministratore storico della città. A Villorba adesso, con il Festival dell'inclusione, l'integrazione nel mondo sportivo con il Comitato Paralimpico e con numerosi ospiti e relatori di livello nazionale. È una giornata che si parla di sport paralimpico e non solo, di inclusione lavorativa, di calcio per paralimpico. A Villorba via la prima edizione del Festival dell'inclusione, giornata dedicata all'integrazione delle persone con disabilità nella comunità sportiva, tra momenti formativi e momenti di intrattenimento, un'esperienza completa e coinvolgente per tutti i partecipanti. La cosa bella del Comitato Paralimpico, di Special Olympics, di tutte le società e di tutte le istituzioni che si stanno mettendo in gioco per creare inclusione insieme al Comune di Villorba è proprio quello di dare a tutti l'opportunità giusta, quindi lo sport giusto per tutti. Abbiamo bisogno di queste amministrazioni, di tanta gente della cittadinanza, di far passare questo messaggio, perché sono tanti che fanno attività sportiva, le persone con disabilità, ma sono ancora tante, troppe, che non si avvicinano. Obiettivo del festival: promuovere l'integrazione delle persone con disabilità nella comunità sportiva, aprendo così loro nuove porte all'inclusione sociale. Più di 50 le famiglie che solo nel territorio villorbese sono coinvolte nella realtà della disabilità. L'importanza di questo festival per noi come Comune di Villorba è sensibilizzare tutte le attività sportive, considerando che a Villorba abbiamo 2500 atleti che fanno sport e abbiamo più di 35 attività sportive, discipline sportive diverse l'una dall'altra, e sensibilizzare ad aprire le porte all'inclusione, dare la possibilità alle persone disabili di praticare lo sport. Non solo sport, il festival promuove anche l'inclusione in tutti gli altri campi, dalla cultura all'arte al mondo del lavoro. In Italia soltanto il 20% delle persone con disabilità lavorano, e rispetto all'Europa che siamo al 50%. Parlare di disabilità e lavoro è fondamentale. Ricordiamoci che il lavoro dà l'opportunità a tutti di autorealizzarsi. Da Villorba a Carbonera con la storia di Elsa, una ragazza con la sindrome della stanchezza cronica che è riuscita a sostenere la seconda prova dell'esame di maturità grazie all'allestimento di una mostra con foto scattate da lei stessa. Fortunatamente il medico di base conosceva la sindrome da fatica cronica, perché non è per niente facile trovare un medico che la conosca. Elsa ha 19 anni e vive a Carbonera. Nel 2016 le è stata diagnosticata la sindrome della stanchezza cronica. Tutto è degenerato durante gli anni delle medie, da quella che si pensava essere una semplice mononucleosi. Una patologia ancora poco riconosciuta, quella di Elsa, per la quale non esiste una vera e propria cura, ma che la limita fisicamente e a livello di apprendimento e concentrazione. Una mostra fotografica, quella che le ha permesso di sostenere la seconda prova del suo esame di maturità. L'idea è nata dal professore di storia dell'arte, che si è offerto in prima persona di indirizzarla con un corso base di fotografia. Abbiamo scoperto veramente un artista e quindi spero che su questa strada prosegua, perché
i risultati che si vedono insomma sono risultati sicuramente molto positivi. 20 gli scatti esposti in bianco e nero all'entrata dell'Istituto Vesta di Treviso, che rappresentano soggetti particolari basati sul concetto di sublime. L'esame di maturità svolto da Elsa non le consegnerà un vero e proprio diploma, ma dopo l'orale, nel quale parlerà della sua mostra, le verrà riconosciuto un attestato. Mi piace, mi diverto a fare fotografie, quindi nulla costa anche esporle, farle vedere se piacciono. Elsa ha intenzione di continuare a coltivare la passione per la fotografia e di non arrendersi davanti alla sua malattia. Parla del suo futuro con un sorriso sul volto e con le idee chiare sui progetti ai quali si dedicherà dopo l'estate. Trovare un altro posto dove esporre per un altro po' la mostra, quello è un punto. E poi avrò un paio di cose di grafica da fare, magari per parenti. Questa è la storia di Elsa. Invece andiamo alle novità della funzione di Google Traduttore, che da oggi inserisce più di un centinaio di nuove lingue e dialetti, tra cui c'è anche il veneto. Sorrisi, curiosità e perplessità tra i giovani e i meno giovani. Il veneto entra nella lunga lista di Google Translate, ovvero il programma che traduce le lingue da e di tutto il mondo, partendo dall'abcaso per finire con lo Zulu. E da oggi ne hanno aggiunte 310, come il cantonese, la caratteristica lingua nkoe, o il tamazic, altresì conosciuta come lingua berbera. E nella lista ci sono anche dei dialetti maggiormente utilizzati in Italia, ovvero il lombardo, il siciliano e appunto il nostro veneto. L'idea è di utilizzare l'intelligenza artificiale per colmare il divario comunicativo di circa 614 milioni di persone, circa l'8% del genere umano. Indubbio sentirsi da veneti orgogliosi e onorati per la scelta, che permetterà ad esempio ad un cinese di capire cosa gli mettiamo in mano quando diciamo Piron, oppure ad un tedesco dove può catare quello che cerca. Ma è tra i connazionali che invece sorgono i maggiori dubbi, che ha raccolto oggi la nostra Rina Paronetto. È una buona idea? Come tanti, si viveva anche prima senza. Una bella buttata, molto comica, vedremo gli sviluppi, è simpatica l'idea, però secondo me già fanno fatica con le traduzioni automatiche da una lingua all'altra, possono venire fuori delle trovate molto comiche. Se traduce il veneto come traduce alcune altre situazioni in altre lingue, non lo so, ecco, se proprio devo essere felice. Ho avuto purtroppo delle situazioni nelle quali stiamo parlando di badanti e dove veramente le traduzioni usando il Google Translate, che era l'unica possibilità, sono state un po', oddio, anche spiritose certe volte, mettiamola così. Ma ci sono delle parole che tipo culiera in italiano non lo sanno in italiano, quindi credo che Google Translator non sia in grado di farlo. Quindi. E invece no, l'intelligenza artificiale traduce puntualmente culiero o sculiero in cucchiaio. Certo c'è da perfezionarsi, ma il cervello al silicio è già predisposto per l'apprendimento e c'è anche da scommettere che tra non molto tempo non ci saranno più confusioni di traduzioni per termini come bauco e alla fine avremo un alien che parlerà meglio il veneto di qualunque gondoliere. Ma riuscirà anche a capire le sottili differenze sulla stessa parola? Quella tipica veneta non la pronunciamo, ma voi potete leggerla, così come la leggera sfumatura tra l'essere e l'andare, che siamo sicuri rimarrà esclusiva di questa terra e di questa gente. Così dunque, adesso noi andiamo invece alle notizie dal Bellunese. Partiamo dalla cronaca, dunque con questa pagina bellunese. Cede il terreno durante i lavori della variante di Valli di Cadore. Una macchina carotatrice impegnata si è rovesciata stamattina attorno alle 7:15. Fortunatamente nessun ferito, danni alla tettoia della scuola primaria chiusa per la pausa estiva. Si è temuto il peggio stamattina attorno alle 7:15 nel cantiere all'imbocco est della galleria di Valle di Cadore sulla 51 di Alemagna in viale Dolomiti. Si stava posizionando una macchina perforatrice per i pali quando un improvviso cedimento del terreno ha provocato il ribaltamento del mezzo meccanico. Fortunatamente nessun operaio né altre persone sono rimaste coinvolte nell'incidente. L'impresa Vianini si è subito messa in contatto con la sindaca di Valle Marianna Ofer per informarla dell'accaduto. Via social la prima cittadina ha riferito ai cittadini che il ribaltamento del pesante mezzo
mezzo ha danneggiato la tettoia della scuola primaria già chiusa per la pausa estiva. È lì che l'impresa stava eseguendo la posa dei pali adiacenti all'area di ricreazione della scuola. Sono cose che si spera non accadano, ma ahimè quando si lavora possono capitare, ha commentato la Ofer. L'ANAS dal canto suo ha riferito in un comunicato che grazie alle misure di sicurezza implementate l'incidente non ha causato nessun danno alle maestranze e a persone esterne al cantiere. Proprio per gli interventi più vicini ai fabbricati che si affacciano sul tratto della statale, ha spiegato ANAS, era stato previsto che le operazioni in quest'area fossero effettuate durante la chiusura estiva del plesso scolastico. Sono in corso gli accertamenti tecnici necessari per approfondire le cause dell'accaduto e procedere alla rimozione della macchina operatrice ribaltata. Non più tardi di venerdì scorso si era svolto un sopralluogo tecnico nelle aree dei cantieri delle varianti alla 51 di Alemagna. Per quello di Valle in particolare, la nota della prefettura di Belluno notava che nonostante l'emergenza archeologica in corso di scavo per il ritrovamento di reperti antichi e reputati di grande interesse scientifico, le attività proseguono. L'incidente di oggi si è verificato proprio all'imbocco est della galleria, dove vanno avanti le operazioni di abbassamento del fronte in corrispondenza delle paratie di testa della galleria. E torniamo adesso a parlare del servizio a chiamata Trillo, perché le proteste degli utenti, nonostante le rassicurazioni di Dolomiti Bus, non si placano. Siamo ritornati sul luogo del misfatto in piazza Vittorio Emanuele di fronte al Teatro Comunale per verificare a poco più di 2 settimane dalla entrata in funzione del servizio di trasporto pubblico a chiamata Trillo se questo servizio funziona oppure no. Le persone sono contente, soddisfatte? Quelle le frazioni, quelli meno tipo Sopracroda, Levego Nuova, quelli sono contenti. Qui in centro un po' meno. Tra i motivi dei disagi ci sono stati segnalati problemi per chi necessita della pedana per salire sul mezzo. L'autista chiarisce. La prenotazione viene fatta se è con carrozzina e viene l'Isuzzo che ha la pedana per il disabile e non c'è nessun problema. Aspetta Trillo o l'autobus di linea? È normale, ma ho usato anche il Trillo. Che parere ci dà rispetto a Trillo? Bene, però ho notato che quando è in servizio, se alla fermata c'è una persona che fa la stessa tratta, che potrebbe usufruirle per le questioni di prenotazione e quant'altro, non lo caricano. E infatti di lì a poco ci siamo imbattuti proprio in una situazione simile. Buongiorno. Buongiorno. Antenna 3. La signora è prenotata? Ero prenotata, ma però non si trova il signore qua, non lo so. E quindi la signora riesce comunque a salire su Trillo o deve restare a terra? Deve restare a terra perché io non posso farla salire, mi spiace. Accade ripetutamente più volte al giorno, anziani lasciati alla fermata perché il loro nominativo non risulta fra i prenotati della corsa. Nel caso di oggi però la signora diretta in via Montegrappa aveva prenotato Trillo per rientrare a casa alle 11.45, ma a causa di un disguido il suo nominativo è stato indirizzato su un mezzo in transito alle 11.30 che passato in via Vittorio Emanuele si è fermato per qualche minuto ed è ripartito. Alla signora di 84 anni, carica di buste della spesa, non è rimasto altro che ricontattare il call center e non è stata impresa semplice. Rispondono? È musica. L'attesa si è protratta per quasi 5 minuti. Sono venuta su da via Montegrappa, adesso sono in piazza Vittorio Emanuele e devo aspettare per andare a casa. Ho 84 anni e anche altra volta mi avete lasciato a piedi. La signora protesta, da quando l'abbiamo incontrata è già passata mezz'ora. Alle 12.40 lei dice c'è la Celeste. A 42. E va bene, aspetto quello allora, se non posso prendere il Trillo. Comunque sono stata fregata 2 o 3 volte col Trillo. Che cosa vuole dire alla proprietà di Dolomiti Bus in relazione a questi disagi? Vuoi che le dica, signora? Sarà anche colpa mia ormai, ma non capisco più niente. Lei dice che è colpa degli anziani, è colpa dell'età? O di chi sta organizzando il servizio? Anche il cervello io non ho ancora e so bene quello che faccio. Torniamo a parlare del Nevegali invece, che tiene banco dopo la rivelazione della presenza di uno o più imprenditori bellunesi interessati a rilevare le quote del 2021. La notizia emersa dalla conferenza stampa di Vivaio Dolomiti non è campata in aria. Nel Consiglio Comunale di ieri il sindaco ha però glissato. Ribadisco che la compravendita di una società privata
quale è il Nevegal 2021, è di esclusiva spettanza di chi ne detiene la proprietà e nulla compete al Comune in ordine alle trattative con i vari soggetti privati interessati all'acquisto. Così ieri il sindaco De Pellegrini, nella risposta alla domanda di attualità del consigliere Rasera Berna di Insieme per Belluno, c'erano o no altri imprenditori interessati all'acquisizione delle quote della Nevegal 2021, glissando sulla notizia diffusa dall'amico Gianni Pastella di Vivaio Dolomiti in merito al presunto interesse di un imprenditore bellunese. In aula il sindaco ha riferito ciò che la legge prevede e che, preso atto della volontà dei proprietari di vendere le quote ad altri imprenditori, il Comune li ha incontrati per discutere delle potenzialità del colle, degli impianti e delle azioni che gli stessi imprenditori intendevano porre in essere. Rasera Berna ha chiosato: i segreti in una città piccola come Belluno è difficile mantenerli, e ne ha avuto ben donde, visto che, mutuando un noto proverbio arabo, segreto di uno è segreto di Allah, segreto di due è segreto di tutti, si apprende che in zona Cesarini un imprenditore bellunese si sarebbe palesato, e come. Cristian Chinolla di Dolomiti Strade, la stessa società che in associazione temporanea di impresa aveva partecipato al bando per la gestione in concessione degli impianti. Era un momento di stand-by, un tira e molla sfiancante sul filo di lana. Secondo indiscrezioni, Chinolla e Alessandro Molin, presidente della 2021, avrebbero incontrato il sindaco, ma la proposta dell'imprenditore al pagotto economicamente pari a quella di Tolomeo non sarebbe apparsa convincente. A giocare a sfavore di Dolomiti Strade forse anche la vicenda della gara incagliata sulle fideiussioni. La proposta del bellunese avrebbe avuto il merito di dare una sferzata al prosieguo della trattativa con i bresciani, che il 19 scorso davanti alla notaio Francescon hanno firmato l'atto e per mantenere un legame con la città hanno proposto per un incarico l'ex direttore tecnico Roberto Piero Bon. Il risultato portato a casa deve essere motivo di soddisfazione per tutti, ha detto ieri il sindaco De Pellegrin. Con la concessione di un contributo di 100 euro alla nuova 2021, il Comune ha consentito alla società di chiedere la proroga di 4 anni per la revisione della seggiovia. Era l'ultimo servizio per questa nostra edizione, grazie per essere stati con noi, io vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci.